Torniamo ancora sulla splendida impresa del Benevento, promosso in Serie A per la prima volta nei suoi 88 anni di storia. La festa è iniziata ieri sera al fischio finale ed è proseguita per ore. Andiamo allora a Benevento per sentire che clima si respira 24 ore dopo. In diretta per noi Annalisa Angelone. Sì, vi parlo da Piazza Santa Sofia, Benevento, città UNESCO, con la Chiesa Gioiello alle mie spalle e ora tra le grandi del calcio. Accanto a me il sindaco Mastella, che sentiremo fra poco. L'atmosfera in città, Benevento è felice ma ancora incredula, ancora non si è rivestita tutta di giallo-rosso, ma compatto, e il grazie ai ragazzi di Baroni e al presidente Vigorito. Può partire il servizio con le interviste raccolte poco fa. È stata una notte bellissima, speriamo di poterla raccontare ai nostri figli, ai nostri posteri, perché il Benevento non è mai stato in Serie A. Io lo dicevo dalla vittoria contro l'Avellino che avremmo potuto fare il salto di qualità. Ancora non ci credo, quindi ancora non realizzo. Quando Pucas comunque ha segnato è stato molto esaltante, sì, molto bello. Benevento bravo, bravo Benevento. Grazie, calciatori bravissimi, grandi. Dei grandi. Sia la squadra precedente che questa di quest'anno ci hanno fatto sognare. Siamo solo passati per la Serie B, un anno soltanto, mai nessuna squadra ha realizzato questo. Quanti anni ha? 95 compiti il 4 gennaio scorso. Sindaco, domani il suo grazie a nome della città alla squadra. Sì, domani viene la squadra al comune, quindi faremo il ringraziamento ufficiale alla società, al presidente Vigorito, allenatore e tutti, anche ai tifosi, perché c'è stata una compattezza e questa mescolanza di interessi legati soltanto a questo sogno che si è realizzato e che nessuno programmava nella sua neppure immaginazione la più avanzata e la più ardita. E lei quale momento magico ha vissuto in particolare in questa notte da favola? Ma insomma io ho avuto prima della partita diciamo, il crollo psicologico, perché avevamo partecipato ad altri playoff della Serie B, eravamo stati sempre fregati e questa volta ho detto speriamo che non accada la stessa cosa, come lo pensavano anche moltissimi altri, credo dai fotogrammi che avete mandato anche tantissimi, che ancora la città non è diciamo, a sfondo giallo-rosso, perché precauzionalmente facendo un po' di scongiuri diciamo, facciamo tutto all'indomani, la stessa cosa faremo anche noi. Domani il ringraziamento sarà anche diciamo, una valutazione di quello che è l'interesse che tutto questo comporterà sulla città di Benevento, su questo splendido diciamo, territorio dell'UNESCO che è dato dalla Santa Sofia, sul teatro romano, su tanti elementi, l'arco italiano, insomma. In chiusura, come il Comune accompagnerà il cammino della squadra? Noi dobbiamo reggere al confronto, la società e la squadra sono in Serie A, anche il Comune deve arrivare ad essere in Serie A, qualità di servizi, le persone che arrivano devono dire che bello stare a Benevento, questo dipende solo e soltanto da noi e questo il Comune tenterà di fare, tutta l'amministrazione, ma spero tutti quanti i cittadini di Benevento e della provincia di Benevento. E la linea può tornare allo studio. Grazie. E ora siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di domani a 12:25 con Mezzogiorno Italia e vi lascio con il settimanale, non Mezzogiorno Italia, con il settimanale e vi lascio alle immagini, come avevamo annunciato prima, della storica cavalcata del Benevento raccolte in una clip montata da Lello Pierro. Noi ci ritroviamo a 00:10. Grazie, buonasera. I'm still sadly soon, I'll be 60 years old.